Sì. Ciao ragazzi, nuova bella passeggiata oggi. Sì, oggi andiamo a Cima Larici e poi se ce la facciamo a Cima Portule. Quindi è tutta salita e allora gambe e spalla e via. Ok. Inizia a fare un discreto caldo. Sì, io infatti mi sono già spogliato. Mi sa che ti seguo. Sì, guarda. muovili Con tutti anche. i maglioni qua. Maglioni piumini, fa poco sexy. A cipolla. Sì. Vamos, che la strada è lunga. Quella là è la nostra meta di oggi, Cima Portule. Per adesso invece stiamo facendo Cima Larici. Abbiamo già preso una bella quota e oggi è molto caldo, quasi estate. Questa dicono è l'estate di San Martino, vero Susi? Sì. Sono giornate bellissime, una più bella di quell'altra. Che bellezza, non so se si notano le Dolomiti innevate. Che bello. Da qui si vede bene, faremo tutta questa crestina qua e la cima è proprio dietro questa punta. C'è un po' di neve. Sì, c'è un po' di neve. Vedo anche delle persone che stanno salendo. Comunque qua ragazzi è sempre, cioè boh, io ogni volta che lo vedo è sempre bello. Arrivati in Cima Larici, qua c'è una splendida vista sulla Val Sugana, bellissimi colori con le nebbioline e le Dolomiti, e adesso proseguiamo e andiamo sul Portule. Che giornata meravigliosa, è troppo bello. È più bello vederlo così che a volte in estate è sempre sotto le nuvole. È vero. Che bello, si sta da Dio, eh. Facciamo trail come i nostri amici bravi, come Winner. Ciao Winner, grande. Io ammiro tutti quei ragazzi che queste creste qua se le fanno di corsa, ma altro che queste, 50 km sulle gambe, non so come facciano, per me è incredibile. Sana ammirazione, veramente, perché hanno una bella natura dentro. Qua anni fa c'è stato un brutto incendio, infatti ecco, questi sono i rimasugli, poveretti. Questo tratto di sentiero che stiamo facendo, che congiunge Larici al Portule e poi prosegue, che cammina tutto in cresta, si chiama Alta Via degli Altipiani. È bellissimo, ha un punto stupendo, guardate qua. E quindi volendo la si può fare anche tutta in linea, collegando tra di loro tutte le varie cime. Un po' di attenzione perché è ghiacciato e qua si scivola, che c'è un po' di baratro. L'hai fatta? Sì. Brava. Vieni, vai avanti, sulla destra, vai. La prima neve. Ehi, Tabù ha già mangiato la sua prima neve. Piano Tabù che mi fai scivolare. Piano Tabù mi fai scivolare.
La possiamo fare anche in modalità valanga, cioè vai giù, ti butti. Solo che poi Tabù mi tira e veramente faccio la valanga. Ah. Susa, ti porto al Portule. Non resisto. Su questo terrazzino qua la Susanna ci ha fatto una foto bella a me con Tabù, vero? Sì, bellissima anche lei. Dietro. Siamo arrivati a Porta Renzola, 1949 metri. Adesso saliamo ancora per un'oretta circa. Sono incordata con Tabù e devo dire che non è niente male. Un piccolo aiutino. Tira! Che bello! Oh, che meraviglia! Tabù in posa. Tabù, girati! Fermo, stop lì! Stop lì, guardami! Arriva anche la Susanna. Ragazzi, credetemi che qua tira abbastanza, molto pendente. Ormai arriviamo in cima in presa diretta, dai. Così vi faccio vedere gli ultimi passi. Saliamo su di qui. Ce la impieghiamo così. Qua c'è un terrazzino con uno spazio per un vecchio baraccamento o chissà cosa. Ci siamo, cartelli della cima. Pronti ad un panorama stratosferico? Prontissimi? Cima Portule. Di qua Tabù. E noi siamo venuti da là. La Susanna e Tabù. C'è un sacco di gente. Susa, Portule pieno. Madonne, neanche in estate così. Un sacco di gente. Qua non c'è il lockdown, qua c'è l'up and down. Quanto sei? Si va su e giù per i monti, per cui in Veneto facciamo l'up and down. Non lo so. Oh, un'ora perfetta. E ci siamo fermati anche per fare le foto. Esatto, quindi buon tempo. Ciao ciao. Eccoci qua. Abbiamo raggiunto la vetta. Non vale un H. Questo termos è gelato. Mi sono svegliata presto per fare il tè caldo ed è congelato. No. Sono quelli che ti regalano che non valgono un cacchio. Ah, che peccato. Che nervoso, voglio di roba calda. Ci speravo in un bel tè caldo. Perché è molto freddo, anche se in maglietta comunque qua si sta bene. Perché me la sono appena cambiata. No. Obbligatorio portarsi le magliette di ricambio, perché si suda sempre. Adesso sto bene. Anch'io. Mi passi il tè caldo buonissimo? Bastardo. Che brava la Susi che fa il tè caldo e poi arriva freddo. E senti che termos come mantiene bene. Minchia, è proprio freddo. Hai capito? Ma no, tiepido. No, no, è gelato.
vedi che si cambiano tutti. Ma sicura che è un termos questo? Per No, me non è ho un detto di termos, sì. sai, no, è una bottiglia normale. Vedi che non ha il rivestimento da termos. E loro però me l'hanno venduta per No, termos. col cavolo. E sullo sfondo tutta la catena dolomitica, che io non so i nomi, non so cosa si vede da qua, però è tanto tanto bello. Presto raga, avventura sulle Dolomiti. Molto presto, abbiamo un progettino nuovo e ve ne parleremo, vedrete dei risultati a breve. A proposito, guardate, Moto Lombia, vi metto il link in sovraimpressione della bella avventura che abbiamo fatto in Colombia lo scorso 2 o 3 anni fa, quando era. Siamo stati via in moto, l'abbiamo girata tutta, poi più o meno era questo periodo qua, ottobre insomma, non proprio questo periodo qua però. Ragazzi, abbiamo mangiato una banana, una barretta, bevuto un tè caldo freddo. Il massimo. Ci siamo presi un po' di sole, la passeggiata è finita, quindi il video lo concludiamo qua. Grazie di aver seguito la passeggiata fino in fondo e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale Andri e Susa e seguiteci sempre. Ciao! Ciao ciao! Punizione! Call me up in the middle of the night, nowhere else to go. And I'm tired of all the promises you make. I know that you know that I give up my time to be with you. And I know that this love will fade, 'cause you say you'll do things you never do. And I know that you'll never change.